Pensiero del giorno, giovedì 27 marzo. Sintonizzarci con la voce di Dio. Volete imparare ad amare Dio e attraverso di Lui ad amare i vostri fratelli e sorelle? Non aspettate un momento di più, non pensateci troppo, non fermatevi al desiderio di amare, ma amate subito, nel momento presente. Amare significa fare subito la volontà di Dio, ora, in questo minuto, non la propria. La vita è fatta solo di momenti presenti e quelli in cui qualcuno vuole fare qualcosa sono validi. Ciò che conta è il presente, l'attimo fuggente, che per me, per te, per noi deve essere colto al volo e vissuto bene, fino in fondo, facendo in esso ciò che Dio vuole da noi: studiare, camminare, dormire, mangiare, soffrire, godere, giocare. Imparare ad ascoltare la voce di Dio nel profondo della nostra anima, la voce della vostra coscienza vi dirà cosa Dio vuole da voi in ogni momento. Viviamo bene ciò che Dio vuole nel momento presente. Allora, come un punto accanto a un altro punto fa una linea retta, così un momento accanto a un altro momento fa la vita. Chiara Lubeck, Ritorno al presente, editrice Cittanuova. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41.